Una notte di speranza nella quale i medici hanno cercato in tutti i modi di strapparlo alla morte, ma stamane poco dopo le 6:30 il cuore di Giuseppe Pistolato ha smesso di battere. Troppo grave il trauma cranico riportato nel terribile incidente del tardo pomeriggio di ieri, in pieno centro nella sua città, Martellago. Un dramma al quale ha assistito anche il sindaco Giovanni Brunello, che con altri automobilisti si trovava in coda in attesa che il semaforo di via Roma diventasse verde. C'era anche un'autocisterna condotta da un quarantenne di Noale. Proprio quest'ultimo non si è accorto che Pistolato, bicicletta condotta a mano, si era infilato nella coda dei veicoli fermi per attraversare la strada. Ma in quell'istante è scattato il verde e l'autista è partito, travolgendolo in pieno. Un impatto terribile, l'anziano a terra con una gravissima ferita alla testa. I soccorsi lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale, prima a Martellago e poi a Mestre. Stamane il tragico epilogo. Pistolato era molto conosciuto in paese, aveva lavorato una vita al petrolchimico di Porto Marghera, da pensionato era noto soprattutto come l'organista della chiesa di Carpenedo, una persona per bene che lascia la moglie e 2 figlie, ultima croce di una settimana terribile con 5 vittime veneziane sulle strade, i 3 centauri Gianluca Witt, Giancarlo Maria e Davide Costa e un'altra anziana, Maria Teresa Prevedello, anch'essa come Pistolato, travolta da un camion, anche se si trovava in vacanza a Gatteo Mari in Emilia Romagna. La salma della donna ritornerà nei prossimi giorni a Salzano, i funerali martedì alle 16 nella chiesa cittadina.